Sabato 7 maggio è stata una giornata storica per Venezia. A 26 anni dalla visita di Giovanni Paolo II è tornato in città il pontefice che gli è succeduto sulla cattedra di Pietro, Benedetto XVI. Nel discorso tenuto ad Aquileia, prima tappa della sua visita nel Triveneto, il pontefice aveva auspicato l'avvento di una nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi responsabilità diretta nella gestione della cosa pubblica. I veneziani e tanti visitatori si daranno appuntamento qui per salutare e dare il loro benvenuto a Papa Benedetto XVI, che è Dalla cittadina friulana, Benedetto XVI è giunto nel tardo pomeriggio in elicottero all'aeroporto del Collegio Morosini di Venezia e da qui, assieme al patriarca Angelo Scola, in motoscafo in piazza San Marco, dove, dopo il benvenuto del sindaco Rossoni, si è così rivolto alla comunità veneziana. Far vedere che c'è qualcosa di perlomeno sa parlare. Scusate davanti, via da davanti, scusate. Viva il Papa! Evviva il Papa! Evviva Benedetto XVI! Viva il Papa, viva!
comune anzitutto i venerati pastori che da questa sede patriarcale sono passati a quella di San Pietro. Molti di voi conservano vivo il ricordo del patriarca Albino Luciani, figlio di queste terre venete, che divenne Papa con il nome di Giovanni Paolo I. E come non ricordare Angelo Giuseppe Roncalli, che divenuto Papa Giovanni XXIII è stato elevato dalla Chiesa alla gloria dell'altare e proclamato beato. Ricordiamo infine il patriarca Giuseppe Sarto, il futuro San Pio X, che con il suo esempio di santità continua a vivificare questa Chiesa particolare e tutta la Chiesa universale. Testimonianza della sollecitudine pastorale dei papi per la vostra città sono anche le visite pastorali compiute dal servo di Dio Paolo VI e dal beato Giovanni Paolo II. Anch'io, sulle orme di questi miei predecessori, ho voluto venire oggi in mezzo a voi per portarvi una parola di amore e di speranza, e confermarvi nella fede della Chiesa che il Signore Gesù ha voluto fondare sulla roccia che è Pietro e affidato alla guida degli Apostoli e dei loro successori nella comunione con la Chiesa di Roma che presiede alla carità. Questa prima giornata veneziana di Benedetto XVI si è conclusa nella Basilica Marciana con la venerazione delle reliquie di San Marco, patrono della città. 200.000 persone lo attendono nella mattinata di domenica 8 maggio al Parco San Giuliano, ai bordi della laguna per la solenne celebrazione eucaristica.